Li abbiamo individuato come sito per tutte le manifestazioni ex articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza il parcheggio antistante lo stadio di rugby. Sul tavolo della prefettura di Treviso questa mattina c'era una richiesta di corteo no Green Pass per domenica. Il dialogo con la questura e gli organizzatori è già cominciato. Treviso torna ad essere protagonista di una nuova manifestazione, ma questa volta, oggi è stato deciso, sarà statica. Il comune blinda così il Natale ai no Green Pass, cui dunque è stata assegnata quest'area di Treviso delocalizzata dal centro e dalle mura cittadine. Il principio è che la libertà di manifestare sacrosanta deve essere coerente con la libertà di altri soggetti di poter frequentare la città in tranquillità senza avere manifestazioni di una certa natura a fianco, così come degli esercenti di attività commerciali di poter non essere danneggiati da manifestazioni di una certa entità che non necessariamente sono quelle esclusivamente legate al Green Pass. Salvi i mercatini ed eventi di ogni genere dunque legati al Natale, l'amministrazione comunale valuta l'inserimento di nuove misure per gestire l'afflusso di persone lungo il Calmaggiore, corsie d'ingresso e uscita transenne, ma per ora non sono all'ordine del giorno e neppure un'ordinanza che obblighi l'uso della mascherina all'aperto. All'ombra di riflettori dello storico campo da gioco, intanto, domenica si giocherà un'altra partita, quella contro il Green Pass e il vaccino, con una nuova manifestazione. Sarà compito di ogni amministrazione comunale individuare e condividere con la prefettura i siti più indicati qualora dovessero arrivare da qui fino al 31 di gennaio nuove richieste di manifestazioni. In caso di partite o eventi sportivi, fa sapere il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Treviso, il comune provvederà ad individuare aree alternative. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il prefetto Maria Rosaria Laganà ha presentato anche l'intesa tra Mobilità di Marca e le forze dell'ordine, con i primi 67 autobus in cui sarà inserito un pulsante di emergenza in grado di attivare nell'immediato un sistema di allerta con le forze dell'ordine. Al tavolo, oltre al questore, presenti anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Gianfilippo Magro, e il comandante della Guardia di Finanza, il colonnello Francesco De Giacomo.